Il Centro Veneto Progetti Donna è un'associazione di volontariato che opera da 31 anni nel territorio di Padova e provincia. Si occupa di prevenire e contrastare tutte le forme di violenza maschile sulle donne. Qual è la situazione attuale? Nel 2021 abbiamo avuto un incremento costante delle richieste di aiuto. Abbiamo una media di 100 richieste al mese di donne che si rivolgono a noi per situazioni che subiscono dentro le mura domestiche da parte di mariti o compagni. Parliamo di violenze fisiche, psicologiche, economiche, anche violenze sessuali e parliamo anche di violenza assistita perché moltissime di queste donne, la maggior parte, ha figli molto piccoli che purtroppo vivono in famiglie dove vedono il padre, nella maggior parte dei casi, agire violenza contro la loro madre. Stiamo parlando di che tipo di donne? Sono donne di tutte le età, anche se il campione maggiormente rappresentato sono donne di età dai 30 ai 50 anni, sono donne di tutte le estrazioni sociali, donne che provengono per la maggior parte dal nostro paese, sono donne italiane per quasi l'80% e donne che hanno in comune questa situazione di violenza che vivono nella loro relazione intima, nella loro vita di coppia. Questo perché sappiamo da sempre che la violenza è un fenomeno trasversale che non colpisce maggiormente una particolare fascia di popolazione, ma proprio perché si tratta di un fatto culturale e sociale può colpire tutte le donne. Voi concretamente cosa fate? Il centro antiviolenza concretamente offre supporto alle donne, supporto psicologico, ascolto e accoglienza in struttura protetta nel caso in cui ci sia bisogno di proteggere proprio la vita di donne e bambini, offre la consulenza legale e l'accompagnamento alle pratiche legali. Siamo in rete con tutto il territorio, con i servizi, con le forze dell'ordine, con i tribunali, quindi collaboriamo con tutta la rete di realtà che in qualche modo devono prendersi cura delle donne che decidono di chiedere aiuto per uscire dalla violenza. Quindi questa è una sorta di prima porta d'accesso? Per moltissime donne il centro antiviolenza è la prima richiesta di aiuto. Le donne sappiamo che quando subiscono questo tipo di violenze difficilmente ne parlano con qualcuno e succede molto spesso che le prime ad ascoltare le storie di violenza siamo proprio noi, le operatrici del Centro Veneto Progetti Donna. Quello che noi facciamo insieme alla donna è costruire un percorso di protezione e che permetta a queste donne di ritrovare la libertà e di uscire dalla situazione di violenza. Lo facciamo rispettando i desideri e i tempi delle donne, quindi tutto il percorso viene creato insieme alla donna e con l'operatrice che può consigliare e dare, come dire, delle opportunità e delle possibilità di scelta alle donne che poi autonomamente decideranno che tipo di percorso intraprendere. Al centro antiviolenza, per esempio, non c'è l'obbligo di querelare, quindi di sporgere querela, le donne non sono obbligate a fare nulla senza che lo vogliano, senza che loro decidano di farlo. Noi siamo come dire un luogo dove le donne possono anche solo raccontare la loro storia e venire qui e trovare uno spazio per loro dove poter essere credute, accolte e non giudicate. Quante siete voi? Le operatrici del Centro Veneto Progetti Donna sono circa una trentina tra operatrici, psicologhe, psicoterapeute, esperte in diritti umani, volontarie e un personale di amministrazione. E siamo tutte donne perché da sempre insomma siamo nate con questa mission, siamo un'associazione femminile, ma anche perché la legge ce lo chiede, la normativa prevede che nei centri antiviolenza operi solo personale femminile adeguatamente formato. Rispetto invece ai numeri di accesso, come siete? Rispetto agli accessi, quest'anno nel 2021 abbiamo avuto un incremento degli accessi
e sappiamo che il 2020 è stato un anno critico perché c'è stata appunto la pandemia che ha frenato le possibilità delle donne di uscire dalla violenza. Questa possibilità le donne l'hanno rivista in quest'anno, nel 2021, e quindi c'è stato proprio un incremento costante e anche molto alto delle richieste. Pensiamo di chiudere con più di 1000 richieste a fine anno e sarà uno degli anni, insomma, col più alto numero di accessi. Se tu dovessi ricordare un episodio senza fare nomi e cognomi, qualcosa di emblematico, che cosa diresti? Rispetto alle richieste di aiuto, forse quella che più ricordiamo come operatrici tutte è una giovane ragazza straniera che ci ha chiesto aiuto al telefono, chiusa nel bagno di casa, e con appunto il marito che bussava insistentemente alla porta perché voleva, insomma, prenderla. Con questa ragazza abbiamo fatto un percorso molto lungo, è stata per molto tempo ospite in una casa rifugio, ha imparato l'italiano, ha preso una licenza di scuola media e adesso è una donna che aiuta altre donne ad uscire dalla violenza, è diventata madre e ancora, insomma, in contatto con noi, ma per, come dire, inviare altre donne qui ed è veramente un progetto riuscito, una speranza anche per noi che, insomma, tante volte invece vediamo i percorsi incagliarsi e magari tornare indietro. Questo è stato un percorso di successo e noi siamo veramente orgogliose di lei e della forza che questa ragazza ha tirato fuori nel suo percorso e anche dell'ambizione che l'ha portata proprio ad avere la vita che voleva. Un'ultima cosa, se dovessi dare un consiglio, magari sono consigli banali, tra virgolette, anche se banali non lo sono, alle donne che ci stanno ascoltando e che magari potrebbero essere vostre ospiti. Un invito e un consiglio che do alle donne che si sentono in una situazione che non le fa stare bene è quella di chiamare il nostro numero verde 800 81 46 81 e le nostre operatrici possono rispondere a tutte le domande, ai dubbi, alle incertezze che le donne possono avere, perché sappiamo, insomma, che molto spesso il primo passo è quello più difficile, quindi l'ascolto e l'accoglienza le donne la troveranno al centro antiviolenza, quindi io consiglio a tutte le donne di fare una telefonata e anche non sono obbligate nemmeno a dire il loro nome, quindi chiamate il centro antiviolenza, chiedete tutto quello che volete chiedere, poi insomma, per avere tutte le informazioni e poi decidere autonomamente se chiedere aiuto ulteriore oppure, insomma, prendere altre strade, però chiamate e chiedete tutto quello che vi sentite di chiedere.